Si prega il pubblico in sala di spegnere i telefoni cellulari e si ricorda che è vietato scattare foto e Buongiorno. Buongiorno a tutte e tutti, benvenuti a questo primo incontro di oggi qui al Festival delle Scienze di Roma. Io sono Michele Bellone, sarò un po' il conduttore, ma l'ospite principale, la protagonista della mattinata, come saprete, è Licia Troisi, scrittrice, astrofisica e appassionata quindi di scienza e di letteratura, di narrazione. Infatti con lei chiacchiereremo molto di questi temi perché, e questa è una delle cose che con il nostro tema esplorare avevamo molto in mente, quindi di far dialogare discipline diverse, quindi la scienza che non vive in un vuoto cosmico, ma dialoga con il resto della società, con le altre discipline. E ci piaceva l'idea di esplorare un po' di aspetti, dei punti su cui queste due discipline dialogano molto, a partire dalla fantascienza, che è un naturale punto d'incontro, e dal fatto che spesso si dice che la fantascienza ha previsto molte delle cose che sono successe. E quindi vorrei partire, Licia, approfondendo un po' questo discorso, perché c'è tanto da dire sulle previsioni della fantascienza, sulle previsioni che la fantascienza ha azzeccato. Sì, diciamo innanzitutto c'è un rapporto reciproco, diciamo, tra scienza e fantascienza. Come dicevi giustamente tu, dialogano, perché da un lato si chiama fantascienza perché è un esercizio di fantasia sulla scienza, quindi anche l'immaginario parte da dati scientifici e poi in qualche modo li evolve. Però appunto capita anche che la scienza possa in qualche modo prendere spunto, diciamo, dalle cose fantascientifiche. L'esempio più classico in assoluto probabilmente Jules Verne con Della Terra alla Lune, quindi l'idea che l'uomo possa andare sulla Luna. E ci sono delle cose, delle coincidenze interessanti, perché allora nel libro di Verne loro partono e vengono sparati da un cannone all'interno di questa specie di gigantesco proiettile e fanno il giro intorno alla Luna e poi tornano. E già questo è più o meno quello che è successo, perché i razzi spaziali che noi usiamo adesso, sia per andare nello spazio, sia per spedire sonde, eccetera, eccetera, in giro per il sistema solare, nascono sostanzialmente da tecnologia bellica, quindi sono evoluzione dei missili che si usavano ad esempio durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi quest'idea dell'arma che viene usata a scopi scientifici è una cosa che poi effettivamente è successa. E anche il luogo da cui sono partiti in realtà non è nel libro non è lontanissimo da Cape Canaveral, quindi tutto sommato diciamo può essere considerata una previsione. Poi ci sono altre cose che riguardano invece la tecnologia. Voi siete tutti giovanissimi e non vi ricorderete lo StarTAC, che era un famoso telefono di quando eravamo pischelli, io e Michele, però lo stanno rifacendo perché c'è il Samsung che si apre a conchiglia, si chiamava StarTAC Perché è la moda
di quando noi eravamo giovani, Esatto, che era adesso... il cellulare che si apriva così a conchiglia. Adesso c'è uno dei Samsung con lo schermo pieghevole che si apre così. Si chiamava StarTAC perché era ispirato ai comunicatori di Star Trek, che erano fatti proprio così. E anche in Star Wars, ad esempio, George Lucas decise di mettere all'interno del film un riferimento al motore ionico, che era una cosa di cui si cominciava a parlare all'epoca. E se non sbaglio, le navi imperiali, le navette... Oddio, non ricordo mai il nome di quelle nere, tu te lo ricordi? I caccia? Sì, I TIE Interceptor, mi pare. Grazie, Mi pare che i siano TIE, quelli. grazie, non mi ricordavo. E quelli lì vanno col motore ionico, che è una cosa che si usa principalmente per alcune sonde spaziali, perché invece di usare come spinta diciamo, la propulsione chimica del carburante, no? Viene utilizzata invece la propulsione di questi ioni che vengono accelerati. E, in Star Wars si vedono queste navi che sfrecciano alla grandissima e invece il motore ionico è estremamente lento e infatti viene usato nello spazio dove ad esempio c'è bisogno di una spinta magari non particolarmente grande ma costante, perché sono dei motori che hanno questa caratteristica, riescono a durare tanto e quindi nello spazio poi effettivamente vengono utilizzati. Sì, è ironico che in Star Wars siano fra le navi più veloci. Esatto, cioè che invece è proprio il contrario di quello che succede nel mondo di tutti i giorni. Poi ci sono anche dei casi però in cui la fantascienza non ci ha preso. No, ma infatti c'è questa cosa particolare perché è sempre uno di quei bias cognitivi per cui si tendono a ricordare le previsioni azzeccate, lo facciamo molto spesso, però ci dimentichiamo La tutte carriera quelle di quelli che sbagliate. fanno l'esegesi di Nostradamus è basata su questo principio. Succede una cosa, vanno a prendere una terzina, ah, vedi che qui aveva predetto questa cosa che poi è successa, cioè posteriori, buoni tutti. Però appunto ce ne sono un sacco, ma veramente tantissime che sono state sbagliate, in alcuni casi direi per fortuna, perché c'è questa bellissima infografica dove si mostrano i diversi film di fantascienza con l'anno e dice noi siamo qui. E tra l'altro il 2022... È un anno drammatico perché c'è ad esempio il Soylent Green. Soylent Green è un film di fantascienza, anni 70 credo, che in qualche modo sviluppa l'idea della crisi climatica, anche se lì in realtà è una crisi di sovrappopolazione, che è una cosa con cui forse adesso siamo abbastanza familiari perché da poco è stata stimata la popolazione mondiale in 8 miliardi. Ovviamente noi non possiamo sapere esattamente quante persone vivono sulla Terra, però si fanno delle stime e in base ai modelli abbiamo superato gli 8 miliardi di esseri umani, quindi siamo effettivamente tanti. E il film immagina che ci troviamo in un momento di crisi perché appunto le risorse stanno finendo, ci sono tantissimi esseri umani. Piccola parentesi, questa cosa probabilmente non succederà perché secondo alcuni modelli in realtà si raggiungerà un picco della popolazione umana di circa 10 miliardi, dopodiché comincerà a calare. Perché generalmente è così che si comportano le popolazioni. Tra l'altro per quel che riguarda gli esseri umani in genere un aumento del benessere corrisponde a una diminuzione della fertilità, quindi si fanno meno figli sostanzialmente. Che è quello che vediamo Esatto, a partire società, dall'Italia. esatto, nelle società ricche funziona così. Noi ad esempio abbiamo il problema opposto in Italia, cioè la popolazione sta calando e diventa sempre più vecchia perché si allunga la vita grazie ai miglioramenti della scienza e della medicina, ma contemporaneamente si fanno meno figli e quindi c'è questo sbilanciamento per cui sono tante persone anziane che hanno bisogno poi che le persone giovani lavorino per sostentarle sostanzialmente, perché giustamente uno poi a un certo punto va in pensione, le pensioni però non ci sono abbastanza giovani per pagarle. Comunque insomma tendenzialmente più o meno dovrebbe andare così, però rimaniamo su Soylent Green dove appunto ci sono a un certo punto esiste questa azienda sostanzialmente che produce varie forme di cibo, tra cui questo famoso Soylent Green. Il film è un thriller, vi devo fare spoiler, è ambientato proprio nel 2022 e alla fine si scopre che sto Soylent Green in realtà è fatto con i cadaveri. Siccome c'è l'eutanasia di Stato, se non sbaglio, uno può decidere di ammazzarsi a un certo punto e questi cadaveri, senza ovviamente l'approvazione da parte del possessore del corpo, vengono poi usati per fare il cibo, proprio per dimostrare sostanzialmente che... Ah ok, scusate. Ciao. Per dimostrare che sono esaurite le risorse. Ecco, questo per fortuna, per quanto ne sappiamo, al cannibalismo ancora non ci siamo arrivati. Siamo arrivati ad altre soluzioni un po' particolari per il cibo, ad esempio si stanno cercando soluzioni, alcune credo siano già sul commercio, per la carne finta, tra virgolette, quindi prodotta principalmente con elementi vegetali, ma che abbia le stesse caratteristiche della carne, per cui quando la mangi tu non ti accorgi che non è carne. Oppure la carne
tra virgolette allevata in laboratorio, quindi senza che tu debba avere l'animale, ucciderlo, ottenere la carne, quindi con le proteine in qualche modo tu riesci a coltivare questa carne, hai la bistecca senza la sofferenza della mucca. Sì, che tra l'altro allora, sulla carne sintetica ancora... Sì, quello però, no, invece la carne... però sulla carne finta ha avuto questo momento di grande slancio, adesso sta cominciando, cioè le aziende Sì. che ci hanno investito stanno cominciando ad accusare... Credo di aver visto, sì, sta calando questa cosa, però ad esempio in Italia ne ho visto uno, credo un Burger King ti dia questa carne qui. Sì. Poi non so per quale ragione c'è stato il momento di flessione. C'è stato un momento di flessione perché anche il McDonald's negli Stati Uniti e anche da qualche altra parte hanno introdotto un panino di questo tipo e non è andato secondo le loro aspettative, quindi l'hanno tolto, e quando McDonald's toglie qualcosa Tutti quanti decidono. è come Amazon di quando seguirlo. decide adesso compro un po' meno libri e tutti il tracollo, quindi... Però ecco, per fortuna Soylent Green non è andata così. Soylent Green non ce l'abbiamo per quanto ne sappiamo, a meno che non c'è il grande complotto, ma noi grandi complotti non è che ci piacciono tanto. No, infatti. Poi allora, altre previsioni sbagliate, perché allora c'è una questione particolare, c'è un conto è dire, quindi, magari nel 2060 si arriverà ad avere il Soylent Green, però nel film avevano previsto 2022, hanno proprio sbagliato il tempo. Questa è una cosa che si verifica spesso. Sì, allora l'altra che mi viene in mente è quella di Terminator, quindi allora questa è una cosa classica della fantascienza, l'idea che a un certo punto le macchine acquisiscano coscienza di sé e siccome l'umanità le tiene in uno stato di schiavitù si ribellano e ci ammazzano tutti. Infiniti sono i film e i libri in cui c'è questa cosa qui. Ad esempio anche in Battlestar Galactica ci sono i Cylon, i Ciloni, credo l'abbiano tradotto in italiano, che si ribellano sostanzialmente dopo essere stati costruiti dall'uomo. E ad esempio in Terminator c'è invece Skynet, che è la grande intelligenza artificiale che a un certo punto prende coscienza di sé e decide che bisogna sterminare l'umanità, e secondo la versione dei due film classici questa cosa succede nel 97 se non sbaglio. Skynet acquisisce coscienza e decide di usare tutto l'arsenale nucleare mondiale per sterminare l'umanità. Non tutti muoiono perché poi c'è la resistenza con John Connor eccetera eccetera, e però nel 97 l'intelligenza artificiale era anche profondamente diversa da quella che è oggi, perché oggi si è orientata soprattutto sulle reti neurali, che detto così sembra una cosa super mega avanzata, ma in realtà è abbastanza semplice. Uno non si deve immaginare che stiamo simulando il cervello umano. La rete neurale semplicemente è composta da tutta una serie di nodi che sono in connessione come quella dei neuroni ed è in grado di apprendere. Tu la fai addestrare su un set di dati a fare una specificazione, quella la impara e te la sa fare. Viene usata ad esempio anche per la classificazione di oggetti. Ad esempio vi dico un'applicazione che sta facendo mio marito. Mio marito è astronomo come me, ma lavora alla Biblioteca Apostolica Vaticana, dove fanno analisi di manoscritti, libri antichi, eccetera, eccetera. Ad esempio sui manoscritti ci sono le miniature. E per fare delle analisi su grandi moli di miniature, di pagine di pergamena, centinaia di migliaia di pagine di pergamena, potrebbe essere utile riuscire a identificare le miniature che cosa rappresentano sulla singola pergamena. Quindi tu puoi prendere una rete neurale, gli dai un sacco di dati di pergamene dicendo guarda questo è un uccello, questo è un santo che benedice, questo è un cinghiale eccetera eccetera, lei si addestra e poi è in grado da sola su un altro set di dati di riconoscere le varie miniature che cosa rappresentano. Mio marito ha appena cominciato questo lavoro ed è molto divertente e mi ha fatto vedere che ogni volta che c'è una persona con una cosa in mano, secondo la miniatura è un cellulare. Perché loro stanno usando una rete neurale che inizialmente era stata addestrata su un altro set di dati e siccome erano dati moderni le persone hanno in mano il cellulare, quindi se c'è un santo con in mano, che ne so, il piattino con gli occhi, cellulare. Quindi io mi immagino queste riunioni degli apostoli che si mandano gli SMS o si mandano i WhatsApp. Però l'intelligenza artificiale allo stato attuale delle cose è questo, è molto brava a fare, è come i computer di quando eravamo piccoli noi, cioè i computer, non mi ricordo chi diede la definizione, che è uno stupido molto rapido. Il computer è progettato per fare determinate cose più rapidamente di come lo fa l'essere umano, e anche oramai l'intelligenza artificiale più o meno fa la stessa cosa, quindi è estremamente brava in determinati campi.
ma solo in quelli. Anche le intelligenze artificiali che sono in grado di battere gli esseri umani agli scacchi, oppure al Go, se non sbaglio, che è un gioco giapponese molto complicato, che però le intelligenze artificiali sanno giocare benissimo, oramai molto meglio degli esseri umani, li battono praticamente tutti. Sono molto bravi lì, perché si tratta ad esempio di elaborare un grandissimo numero di possibilità in breve tempo, tutte le mosse che puoi fare, le conseguenze di queste mosse. Un'intelligenza artificiale è molto brava a fare questo, e quindi, però la coscienza, innanzitutto noi non sappiamo che cos'è, cioè lo sappiamo istintivamente ma non sappiamo darne una definizione, non sappiamo dire esattamente come funziona e quindi è difficile in qualche modo replicarla. E l'intelligenza artificiale è molto lontana da questa cosa qui, quindi mi ricordo che qualche tempo fa c'era uno che lavorava in Google, credo, che aveva elaborato un bot per le conversazioni. Sono dei programmi che fingono di essere umani e l'unica cosa che fanno è conversare con altri esseri umani. Anche questo lo sanno fare molto bene, perché? Perché gli hanno dato da studiare tantissime conversazioni di esseri umani e quindi sanno fare le conversazioni che facciamo noi con gli estranei, tipo no, il tempo e queste cose qui. Una volta qui era tutta campagna, queste cose le fanno molto bene. Questo programmatore di Google si era convinto che uno di questi bot avesse acquisito coscienza. Perché? Perché gli faceva certe domande: ma tu sei cosciente? E quello rispondeva di sì. E è molto divertente andare a vedere queste conversazioni, perché a un certo punto lui gli chiede: che cosa ti fa essere felice? E questa intelligenza artificiale risponde: mi fa felice stare con i miei amici. E qui secondo me c'è il Busillis. Questo è un programma che sta su un computer, lo accendono e l'unica cosa che fa è parlare con sto tizio e poi lo spengono. Quali sono gli amici di questa intelligenza artificiale? È ovvio che lei sta simulando sentimenti e cose che sono di un essere umano. Quando è che un essere umano è contento? Quando sta insieme agli amici. Quindi secondo me siamo proprio lontani da quella cosa lì. C'era stato un altro esperimento che è andato un po' peggio, non mi ricordo se era un'intelligenza artificiale di Microsoft o chi l'aveva fatta, che l'hanno messa online su Twitter e aveva imparato a twittare con le persone, quindi tutti contenti. Questa riusciva a sostenere delle interessanti conversazioni su Twitter. A un certo punto, siccome abbiamo presente come funzionano i social, questa ha cominciato a fare commenti nazisti, omofobi, antisemiti e hanno dovuto spegnerla perché era incontrollabile, perché qualcuno ha cominciato a provocarla, questa ha imparato e rispondeva a tono. Esatto. Tutti questi programmi sono il riflesso di ciò che siamo. Anche esempio i software che servono per il riconoscimento facciale molto spesso sono razzisti, perché sono stati elaborati in comunità che sono composte da uomini bianchi e quindi questi gli danno set di riconoscimenti principalmente di persone bianche e quindi poi quando si trova un volto nero, un volto asiatico, un volto di un altro genere non lo sa riconoscere. Ma banalmente la medicina sul fronte femminile, cioè molti dati medici sono stati raccolti in queste grandi banche dati su diciamo, un paziente modello che tipo potrei essere io, mi fa strano dirlo che non mi sento un paziente modello, però un maschio bianco sui 40 anni, però questa raccolta di dati non tiene conto Esatto. di condizioni diverse. Ad esempio questa cosa si vede negli infarti, perché i sintomi dell'infarto tra gli uomini e le donne sono diversi. Ora non ricordo, ma ci sono delle differenze abbastanza significative e quindi nelle donne la mortalità è un po' più alta perché i medici sono abituati a riconoscere i sintomi dell'infarto maschili e quelli atipici femminili non vengono riconosciuti e la diagnosi arriva un po' più tardi. Nell'infarto è assolutamente fondamentale agire subito. Se agisci subito riesci insomma molto spesso a salvarti la vita, e questa cosa succede anche con i farmaci. I farmaci molto spesso vengono testati soltanto sugli uomini e quindi poi sulle donne hanno degli effetti collaterali diversi. Questa cosa me l'era venuta in mente anche durante la storia dei vaccini del Covid, quando venne fuori quell'effetto collaterale estremamente raro, che però riguardava le donne principalmente, sulla coagulazione del sangue. Quindi lì mi sono chiesta, chissà se, era un effetto collaterale che si poteva notare soltanto quando cominciavi la somministrazione di massa, perché tipo una persona su non so quanti milioni, quindi ovvio che quando fai trial clinici è praticamente impossibile quello che lo non trovi. lo vedi, Esatto. sì.
Però mi incuriosiva perché era proprio una dimostrazione del fatto che i corpi femminili e i corpi maschili rispondono in maniera diversa ai farmaci. E comunque questa cosa che dicevo dell'intelligenza artificiale, diciamolo, è la mia opinione, perché ci sono altre persone che invece, tipo Stephen Hawking, era assolutamente convinto, almeno negli ultimi anni della sua vita, che il problema principale per l'umanità era l'intelligenza artificiale che ci avrebbe ammazzati tutti. Per lui quello era il punto fondamentale. Quindi anche gli scienziati a volte sbagliano, non solo ma gli magari scrittori. c'ha ragione lui e sbaglio io, eh. Quando uno si proietta, diciamo, verso il futuro c'è sempre questa possibilità. Però da scrittrice anche ti chiedo questo parere, questa idea dell'intelligenza artificiale, non è che forse l'abbiamo un po' mitizzata, un po' romanzata, perché appunto se pensi a come è rappresentata, penso anche a capolavori come Ghost in the Shell, Sì. appunto Terminator, quindi queste Sì. forme di intelligenza tipo la nostra ma più ampie. Sì. Mentre poi, come dicevi tu, quello che vediamo adesso, l'intelligenza artificiale non riconosce un cellulare da un piattino Esatto, sì. o fanno i bot sui Sì. social, quindi l'abbiamo Sì. mitizzata. Secondo me sì, è un riflesso di un'altra cosa che ci ossessiona, la ricerca di qualcuno che sia simile a noi. L'uomo è sempre stato ossessionato all'idea se ci potesse essere qualcun altro come noi da qualche altra parte nello spazio, quindi gli alieni, no? Quello secondo me è proprio un desiderio di rispecchiarsi in un'altra intelligenza, appunto. Quindi da un lato gli alieni, dall'altro invece l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale è ancora più affascinante perché ci farebbe diventare Dio in qualche modo, no? Perché noi saremmo in grado di produrre la coscienza, che per noi rimane ancora un mistero. Sarebbero delle creature completamente create da noi. Contemporaneamente qualsiasi cosa che ci affascina tende anche a farci paura, quindi l'alieno ci viene a conquistare, ci distrugge. L'intelligenza artificiale a un certo punto si ribella e ci fa secchi tutti quanti. Tra l'altro sull'intelligenza artificiale voglio citare un'opera che secondo me l'ha trattata in maniera meravigliosa, che è The Orville. The Orville è una serie di Seth MacFarlane. Forse qualcuno di voi lo conosce per i Griffin e questi cartoni animati molto irriverenti. Lui ha fatto anche questa serie televisiva che è un omaggio a Star Trek Next Generation, o almeno è nato così, doveva far ridere. Lui però l'ha sviluppata facendola diventare proprio una serie fantascientifica a parte, che però ha la stessa base di Star Trek, cioè umanità che gira per l'universo, per la galassia, con una nave spaziale, incontra tante forme di vita differenti. E sulla nave spaziale loro hanno un androide che proviene da un pianeta popolato solo da androidi, e scopriremo che questi androidi hanno proprio fatto questo. A un certo punto, siccome erano schiavizzati, questa cosa poi viene spiegata bene nella terza stagione, a un certo punto decidono di ribellarsi e di uccidere tutti quanti i loro padroni. La razza che abitava sul loro pianeta viene completamente sterminata e ci sono solo loro. E il modo in cui viene rappresentato questo androide, Isaac, secondo me è straordinario, perché è l'unico caso che io ho visto nella fantascienza televisiva in cui viene rappresentata veramente un'intelligenza altra, un'intelligenza completamente priva di qualsiasi emotività e di qualsiasi sentimento. Cioè, secondo me nemmeno Data, di Star Trek, che è il grande classico dell'androide delle serie televisive, riesce a rappresentare in maniera così efficace un'intelligenza aliena rispetto a quella umana. Sì, perché poi il nostro istinto è sempre di rappresentarla come un qualcosa tipo noi un po' diverso, cioè di proiettare Sì. nell'alieno le cose. Esatto, poi l'emotività è una cosa fondamentale per l'essere umano. Nessuno di noi è completamente logico, per fortuna, e non decide anche tramite delle considerazioni che non hanno a che fare con la logica, ma con l'emotività e tutto il resto. E quindi è molto difficile riuscire a rappresentare invece una creatura che questa cosa non l'ha mai conosciuta, non la possiede, non la usa. Invece secondo me in The Orville è rappresentato proprio bene, bene, bene. Allora, cito anch'io un'opera di fantascienza, un libro che parla molto bene del tema che dicevi tu, del cercare l'intelligenza aliena, che è La voce del padrone di Stanislav Lem. Vabbè, Stanislav Lem è gigante della fantascienza, e lì c'è tutto il problema a un certo punto sulla Terra si riceve un segnale che sembra essere un segnale intelligente. Non dico altro perché al di là del rischio spoiler, ma tutto il libro è costruito sul capire che cos'è questo segnale, sulle domande che ci si pone, quindi è un libro anche molto filosofico, molto bello, un romanzo breve, e secondo me è molto bello perché affronta proprio questo discorso, cioè invece di darti la risposta netta ti metti di fronte a tutte le domande del che cos'è questa intelligenza che ci aspettiamo, cioè perché diamo per scontato che dovrebbe comunicare come lo facciamo noi.
Ma tra l'altro c'è anche una corrente che è rappresentata soprattutto da Stefano Mancuso, che attribuisce l'intelligenza anche alle piante, un'intelligenza diversa dalla nostra ovviamente, però è intelligenza perché anche le piante fanno problem solving. A noi sembrano degli oggetti perché si muovono estremamente lentamente e hanno appunto un modo diverso di rispondere a determinati problemi, ma in qualche modo, poi ovviamente dipende pure da come definisci intelligenza, perché anche l'intelligenza è un concetto molto sfuggente, tant'è vero che in genere la gente parla di tanti tipi diversi di intelligenza, quindi la capacità logica ad esempio, però alcuni tipi di intelligenza possono essere associati anche alle piante. Sì, io su quello confesso da biologo di essere un po', Sì, no, di essere un pochino sì, è scettico. controversa come cosa. Sì, più che altro perché, come dicevi giustamente tu, ci sono diverse forme di intelligenza, un conto è la risposta a uno stimolo, un conto è il problem solving, quindi è un campo un po' ambiguo, poi le piante non hanno un cervello, hanno tutta una struttura. Anche lì ne parlavo proprio ieri, abbiamo fatto un incontro con Barbara Mazzolai e Chiara Segre. Barbara Mazzolai è una biologa e ingegnera che ha costruito un robot che simula delle piante, quindi è proprio sul pezzo su queste cose, e in effetti si discuteva di quanto le piante sono aliene rispetto a noi, che sono proprio delle robe. A volte non le consideriamo manco forme di vita, per noi fanno parte del mobilio della Terra, capito? Stanno là e invece si muovono, crescono. Esistono da più tempo di noi e hanno evoluto dei meccanismi, infatti anche le piante dal punto di vista narrativo non trattate come antropomorfe secondo me sono molto affascinanti, perché stanno ferme ma hanno evoluto tutta una serie di strumenti per diciamo muoversi e per comunicare con tutte le altre forme di vita. Quindi vabbè, fermiamoci un attimo su questo, torniamo un po' al discorso delle previsioni, perché c'è un altro megatema che abbiamo un po' toccato e sfiorato, che è quello dell'Apocalisse, perché in un sacco, tu prima hai citato Soylent Green, però in un sacco di storie di un po' di anni fa, al 2022 manco ci arrivavamo. Sì, no, allora diciamo che tutte le storie sono state prodotte tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e gli anni 80, fine anni 80, non contemplavano la possibilità che si arrivasse al 2000, perché era la guerra fredda e quindi l'idea principale era prima o poi ci tireremo le bombe atomiche in testa e moriremo tutti. Una cosa sempre di quando eravamo giovani e te è Kenny il guerriero, 1999X, quindi diciamo non arrivavano a immaginare una data precisa, però c'era stata la terza guerra mondiale, si era ritornati in uno stato pre-tecnologico e questa è una cosa che si ripete spesso. In Star Trek anche ovviamente a un certo punto c'è stata la terza guerra mondiale, anche se poi si arriva all'utopia, perché Star Trek è sostanzialmente una società utopistica in cui l'umanità ha trovato un equilibrio, è praticamente comunismo perché non hanno nemmeno i soldi, ognuno segue nella vita quello che vuole fare, le proprie aspirazioni, c'è la pace su tutta la Terra, un unico governo generale, quindi l'umanità si può dedicare all'esplorazione dello spazio, però prima di arrivare a questa cosa qui c'è stata la terza guerra mondiale. Io ricordo, ma non sono sicura perché non ho trovato conferma di questa cosa, che nella serie classica, che quella è stata fatta negli anni 60, quello col capitano Kirk eccetera, veniva detto che la terza guerra mondiale succedeva prima del 2000 o poco dopo il 2000. Poi ovviamente siamo arrivati al 2000 e facendo corna per ora ancora siamo qua, e quindi è stata spostata più avanti e si svolge diciamo, nella versione attuale tra il 2036, se non sbaglio, e il 2054, che per una guerra nucleare mi sembra un lasso di tempo infinitamente lungo, perché voglio dire, una cosa positiva della guerra atomica è che dura poco e finisce subito, perché una volta che hai tirato le bombe atomiche arrivederci e grazie, non c'è più molto altro da fare. E invece loro la fanno molto lunga, evidentemente poi succedono delle altre cose in mezzo. Sì, che tra l'altro prima, mentre ci stavamo facendo due chiacchiere prima di iniziare, eravamo lì che controllavamo tutte queste date. Sì, perché ognuno le mette al posto suo. Le mettono, le cambiano, anche in Terminator la data 97, poi 2004, poi viene spostato. Forse perché anche loro hanno un problema con questa previsione, poi dicono vabbè, ma adesso siamo nel 2020. Esatto, perché molta fantascienza avanti. invece di proiettarsi molto in avanti si proietta di 10, 20, 30 anni. Il problema è che così diventa obsoleta abbastanza rapidamente, perché tu arrivi a quella data, hai visto che non è successo niente, quindi in qualche modo se vuoi continuare col franchise devi trovare delle scorciatoie per riuscire ad andare avanti. Tra l'altro faccio notare che la bomba atomica, giustamente, dopo la seconda guerra mondiale è assolutamente un'ossessione, perché anche Skynet usa l'arsenale atomico, quindi l'Apocalisse per tantissimo tempo è stata immaginata principalmente in quella forma lì, quindi la guerra. L'altra è quella invece del virus,
che è anche stato usato in tantissima fantascienza. A me quello che viene in mente principalmente è Contagion, ad esempio, oppure una serie televisiva italiana stupenda, ma molto forte emotivamente, che è Anna, che è stata fatta da Sky, se non sbaglio, ed è tratta da un libro molto bello di Nicolò Ammanniti che si intitola ugualmente Anna, e in Anna viene immaginato il presente sostanzialmente, quindi diciamo immaginiamo una specie di terra parallela. Tra l'altro è stato girato poco prima della pandemia, infatti quando l'ho visto io a settembre del 2001 c'era un avviso davanti e diceva questo film è stato girato prima della pandemia. E lì si immagina un virus che uccide solo gli adulti e li uccide tutti. Quindi il mondo rimane nelle mani dei ragazzini, i quali però sono praticamente tutti già infettati. Il virus rimane latente e si sviluppa sostanzialmente solo con la pubertà. Quindi tutti questi ragazzi sanno che a un certo punto della loro vita svilupperanno il virus. È una serie bellissima, però è interessante vedere come questa apocalisse è stata raccontata e come invece poi noi abbiamo vissuto la pandemia. Io immagino che tutti noi all'inizio cercavamo di capire questa cosa, no? Che c'era capitata addosso, e cercare di capire cosa ci dovessimo aspettare. E quello che facevamo era sovrapporre a quello che ci stava succedendo l'immaginario fantascientifico e post-apocalittico, per scoprire che però poi è diverso. Quando succedono queste cose qui all'interno dei film è sempre tutto estremamente rapido. La malattia poi vabbè tipicamente è estremamente letale. E quindi non ci sono i lockdown, per dire, non ci sono decisioni mediche da prendere perché semplicemente questa cosa abbrasa tutto, e viene anche fuori l'idea che avevamo tantissimo all'inizio della pandemia, che uno si deve preoccupare se la malattia è molto letale, e invece no, basta una letalità molto bassa ma un'eccessiva contagiosità per cui le cose vanno a pallino e ti devi chiudere dentro casa, eccetera eccetera. Quindi lì non so se effettivamente è stata una previsione. È stata sì una previsione, però in forme diverse, probabilmente anche per ragioni di spettacolarizzazione. Voglio dire, la gente chiusa dentro casa a fare il lievito non è molto interessante da raccontare in un film di fantascienza, diciamo. Infatti lì volevo arrivare, che poi un conto è anche come le racconti le cose. C'erano alcuni meme che giravano durante il primissimo lockdown, dove c'era questo tizio sul divano spaparanzato, sono un eroe, sto difendendo la società mentre nei film appunto c'è l'eroe, quello non dico quello che picchia sì, che il virus a mani nude, però esatto, quello che raduna l'umanità, poi va a cercare la cura, il vaccino. Beh, a me viene in mente come esempio di questo, allora, un libro e un film, uno molto bello, l'altro meno, World War Z. Non so se lo conoscete. World War Z è un libro che racconta l'ennesima storia di apocalisse zombie, che io non amo molto perché fondamentalmente sono tutte uguali. Ma Però questo è bello come è raccontato, non il film, il libro. È bello, esatto, come è raccontato, perché non è un romanzo classico dove c'è un personaggio o più personaggi che fanno cose, è una serie di interviste a diversi personaggi che compaiono solo una volta quando vengono intervistati e che ti raccontano questa crisi zombie da diversi punti di vista. Il medico che vede il primo caso, peraltro in Cina, vabbè, quello oramai l'abbiamo capito. Ormai. E quindi tutta l'evoluzione fino a poi alla fine di questa pandemia zombie che dura alcuni anni. Poi hanno fatto il film che parte uguale, però nel film c'è Brad Pitt che deve essere protagonista, per carità, nulla da dire, però a un certo punto fa la classica americanata che va nel laboratorio, si inietta la cura e quindi... Secondo me potevamo fare il finto documentario, sarebbe stato perfetto, ce l'avevano pronto, invece no, hanno deciso di fare l'ennesimo filmone di zombie. Sai, un altro mi è venuto in mente, Io sono leggenda. No, cambiamo discorso. No, il film. No, il libro. Anche lì, tutto sommato, c'è il virus che però in questo caso ti rende vampiro. E lì è la solitudine dell'unico almeno fino a un certo punto è l'unica persona che è rimasta sana, che si muove in questi ambienti post-apocalittici. Però sempre, c'è sempre quest'idea che è una roba estremamente rapida, che distrugge tutto e contro la quale non possiamo fare niente. Che non è anche qui facciamo corna, però per ora non è la nostra esperienza, ma nemmeno la spagnola è stata così. Le pandemie umane funzionano un po' in un altro modo, anche perché la letalità eccessiva molto spesso, non sempre, non è connessa a una grande... Poi tu questo lo sai meglio di me se sto dicendo stupidaggini. No, con quel non sempre ti sei salvata. Ok, perché... ci sono dei casi in cui sì, però in genere non è sempre correlata a una forte contagiosità. E quindi non è detto che necessariamente si muore tutti in una settimana.
però è più spettacolare, funziona più come... Però questo è uno dei casi in cui tu all'inizio dicevi molta fantascienza e letteratura ispirate dalla scienza, questo è un caso in cui invece è la narrazione, non dico che ispira la scienza, ma che ispira il modo in cui noi la percepiamo. Sì, Perché... esatto. Io ricordo che all'inizio andavamo a vedere cosa era successo nei film sostanzialmente e ci immaginavamo una cosa del genere. Io stessa, quando ho cominciato a sentire la gente, ad esempio, che si rivoltava nelle carceri, che adesso ha tutto un altro significato perché ce l'hanno spiegata quella cosa lì, però in quel momento sembrava solo una reazione di panico e io ho detto, beh, qui tra un mese è crollata la civiltà e stiamo come in Kenny il guerriero. Anche lì mi ero immaginato una cosa che aveva segnato la mia infanzia. È interessante anche quello che dici di come molta gente è andata a rivedersi i film per avere un'idea di cosa poteva succedere. Uno dei film più guardati in streaming nei primi mesi del 2020, non so se anche voi l'avete visto, è Contagion, che peraltro è un film che racconta molto bene una pandemia perché non usa tutta la spettacolarizzazione classica, ma te la racconta. Era stato girato ai tempi di Ebola, quindi 2014, cioè l'epidemia di Ebola in Africa era stato 2014, poco dopo l'hanno girato con consulenti dell'OMS e tutto. Ha un modo, però è curioso. Ebola ci fece un sacco paura, ancora ce ne dovrebbe fare, però insomma. Ebola era una di quelle estremamente letali. Esatto, è contagioso. È contagiose perché si trasmette molto facilmente da un certo punto, cioè basta toccare una persona, però lì dipende anche dal contesto. In paesi come quelli africani dove l'aspettativa di vita alla nascita è 40 anni e con un sistema sanitario devastato. Però sai cosa ho scoperto? Mi sembra verso l'inizio della pandemia, allora l'Africa è stata colpita ovviamente dalla pandemia, però in qualche modo un po' meno dei paesi ricchi. E anche perché loro sono abituati, molto spesso nel continente africano vari paesi hanno a che fare con le epidemie e quindi in qualche modo già sapevano quali sono le misure che si possono prendere anche singolarmente. Poi ovviamente ci saranno stati moltissimi altri fattori che hanno contribuito a far sì che nel caso dei paesi ricchi sia stata una cosa un po' più complicata da gestire rispetto a paesi in via di sviluppo, paesi più poveri, però pare ci sia stata anche questa. Cambiando un po' discorso, o meno restando sempre nell'ambito di progressi scientifici e tecnologici immaginati e poi quello che succede nella realtà. Un altro grandissimo tema, che di nuovo abbiamo già un po' accennato, l'hai accennato tu all'inizio parlando di Verne, è il discorso dei viaggi sulla Luna, verso Marte, verso chi lo sa dove potremo arrivare. Ancora adesso se ne parla molto perché appunto da Elon Musk con tutte le sue sparate che vabbè però si è parla complicato parlare di Elon Musk in questo periodo. Sì, no, infatti non parliamo di Musk, parliamo di tutti gli altri. Diciamo una persona complicata. È una persona complicata proprio in tutti i sensi, però si parla molto, c'è molto nell'immaginario fantascientifico e non solo questa cosa del raggiungere la Luna, Marte, eccetera, della terraformazione, ma anche lì grande ottimismo, cioè voglio dire Star Trek, se non sbaglio siamo intorno al 2300 e non solo l'umanità è andata in giro per il sistema solare, ma se ne va in giro per tutta la galassia. E è 300 anni da adesso, insomma mi sembra una cosa abbastanza... In genere c'è molto ottimismo sulla possibilità di colonizzare altri pianeti, quindi viene dato quasi per scontato che prima o poi andremo a finire da un'altra parte. Ad esempio c'è The Expanse, in cui l'umanità ha colonizzato Marte, una serie di lune dei pianeti gassosi e la fascia degli asteroidi. È una serie molto bella, almeno fino a un certo punto io vi consiglio di vederla perché poi praticamente traspone la guerra fredda con la situazione nuova del fatto che abitata la Terra e abitata Marte, perché su Marte poi nascono anche le persone. Quello, se non sbaglio, è sempre il 2300, mi pare di sì, o forse il 2004, una roba del genere, e Marte è completamente abitato anche da un bel po' di tempo, perché ci sono molte persone che sono nate su Marte. Voi sapete che su Marte la gravità è inferiore a quella della Terra perché Marte ha meno massa, e quindi a un certo punto per torturare un abitante di Marte che è nato su Marte lo portano sulla Terra. Lui non è... In genere i marziani per venire sulla Terra prendono delle medicine per rafforzare rapidamente lo scheletro, la struttura muscolare in maniera tale da poter resistere alla gravità della Terra. Questo ce lo sbattono così, è per lui una forma di tortura. E
Però io su questo ottimismo ci andrei un po' cauta, insomma. Innanzitutto non è detto proprio in generale che possiamo essere in grado di terraformare un altro pianeta, cioè di trasformare un pianeta su cui, che non possiamo abitare, tipo Marte. Marte adesso non lo possiamo abitare perché l'atmosfera è molto tenue e comunque contiene dei gas che noi non possiamo respirare, le temperature sono estremamente basse. Sulla superficie, per quanto ne sappiamo, la vita non c'è, o comunque non c'è niente che ci possiamo mangiare con cui possiamo sostentarci, c'è giusto l'acqua. E non è per niente scontato che lì noi possiamo trasformare il pianeta in maniera tale che ci possiamo vivere. Ne parlavamo prima, ad esempio ci potrebbe essere una complicazione. Ho detto sulla vita, sulla superficie di Marte probabilmente non c'è vita, ma si vorrebbe provare a vedere se possa essercene nel sottosuolo, perché ci sono delle grandi riserve d'acqua, proprio dei veri e propri mari d'acqua sono stati scoperti, se non sbaglio, da ExoMars, che è una missione europea, dei mari d'acqua sotto la superficie di Marte. Lì ci potrebbero essere delle forme di vita. Se ci sono delle forme di vita su un altro pianeta, comincia a diventare eticamente complesso decidere se andare a vivere lì o meno, sia perché quelle forme di vita potrebbero far male a noi, ma sicuramente noi potremmo far male a quelle forme di vita. È vero che quando tu mandi un oggetto nello spazio e sta a lungo nello spazio in qualche modo si sterilizza, anche se sono state trovate delle forme di vita ancora vive dopo un anno sulla superficie esterna della stazione spaziale. La stazione spaziale sta a 400 km più o meno, 400 km di altezza sulla nostra Terra, sta lì da 20 anni e non è proprio il posto, cioè gli astronauti riescono a viverci dentro perché hanno un continuo collegamento con la Terra, ci deve essere aria respirabile, bla bla bla. Questi batteri sono riusciti a campare un anno fuori. E quindi anche se tu vai con la navicella spaziale su Marte, anche se l'hai sterilizzata sulla Terra, immagini che si possa sterilizzare nello spazio, non sarai mai completamente sicuro che non stai portando qualche batterio mortale per le forme di vita che vivono là sopra. E poi noi siamo dei ricettacoli di batteri che non finiscono più, quindi saremmo noi stessi a portare altre forme di vita oltre alla nostra su un altro pianeta, e quindi diventa abbastanza complicato. E sono tutte cose appunto abbastanza... Ce n'è una divertente. Molto spesso nello spazio si viaggia, nella fantascienza si viaggia con l'ibernazione, e ad esempio, non lo so, stavo per citare un film che forse è meglio non cito perché faccio spoiler, ma invece in Alien si può dire loro stanno ibernati. E l'ibernazione si sta realmente studiando per i viaggi spaziali lunghi, perché si è scoperto che forse può essere attivata una forma di ibernazione anche nell'essere umano, dove per ibernazione non si intende ti mettono sotto ghiaccio, ma una forma di letargo, quindi di rallentamento estremo del metabolismo. E pare che questa cosa in qualche modo possa essere possibile o comunque seriamente allo studio, e quello sarebbe un modo comodo per trasportare la gente per lunghi viaggi spaziali, perché ovviamente col metabolismo estremamente rallentato, se tu stai più o meno addormentato con delle basse temperature corporee non mangi, quindi non hai nemmeno bisogno di grandissimi, cioè hai bisogno di qualche sostentamento, però non è che ti devi portare le, come si dice, le riserve di cibo e acqua come se tu stessi in una situazione normale. Quindi lì è una predizione che quantomeno di cui quantomeno si sta tenendo conto, diciamo, si sta cercando di studiare la sua fattibilità. No, poi c'è una cosa che mi affascina molto da questo punto di vista, perché nella fantascienza, almeno quella fantascienza dove ci sono storie ambientate su pianeti diversi, tutti gli scrittori di fantascienza concordano sul fatto che, ok, allora la teoria della relatività di Einstein non si può viaggiare più veloce della luce, non c'è nessuno mai che si è sognato di dire me ne frego e viaggio più veloce della luce. È un paletto che per gli scrittori di fantascienza è assoluto, e quindi in un modo o nell'altro, se vuoi raccontare delle storie ambientate su pianeti diversi, o ti inventi dei motori complicati, l'iperspazio, i wormhole o il motore a curvatura di Star Trek, che sembra che viaggi più veloce della luce ma in realtà no, quindi prendendo molto spunto dalla scienza per inventarsi queste cose, oppure c'è la storia delle navi Arca, che sono queste enormi astronavi la nave piene... generazionale anche, cioè Esatto. l'idea, tu fai questa nave molto grande, dentro ci metti un tot di persone, queste poi viaggeranno per secoli e si riprodurranno sulla nave spaziale, e quindi probabilmente loro non vedranno mai il punto d'arrivo, ma i loro discendenti sì. E questo che io sappia non è allo studio, però è una possibilità che non contraddice nessuna legge della fisica, si potrebbe fare. Sì. Però è affascinante appunto come ci siano questi paletti che anche narrativamente nessuno scrittore si sogna di aggirarli, e pesca dalla scienza inventandosi delle idee anche molto belle. Sì.
per tirare fuori... L'unico che se n'è fregato, perché non è fantascienza, è George Lucas. Cioè, Star Wars ha una cornice fantascientifica, però in realtà è un fantasy. E lui sto problema, sì, l'iperspazio, però voglio dire è un po' una bula bula, tecno bla bla, diciamo, non è una cosa... Tiri una leva e a un Esatto. certo punto sei... Mentre Star Trek, cioè, si è inventato tutta una roba complicata per spiegare come funziona sto motore a curvatura. A un certo punto, non ricordo, forse era proprio una bufala smaccata, qualcuno disse che alla NASA lo stavano studiando il motore a curvatura, ma mi pare fosse c'era, come si chiama, Marc Alcubierre, che ha teorizzato che questo warp drive, che è appunto il motore a curvatura, in linea teorica è fattibile. Sì, probabilmente era uno studio di fattibilità teorica e i Sì. giornali hanno detto stanno studiando il motore a curvatura. C'è il piccolo problema che per farlo funzionare ci vorrebbe una quantità di energia che non riusciamo neanche a immaginarci come poter produrre, ma a parte questo... quindi- Poi io non ho mai capito, cioè quello deforma lo spazio, perché non si deforma anche la nave? Questa è una bellissima domanda alla quale però non siamo in grado di rispondere. Ci voleva mio marito che è il tracker di famiglia, lui magari lo sa. No, allora, ultimo punto che volevo toccare, che abbiamo ancora qualche minuto, poi ci siamo fatti un po' prendere dalla chiacchiera, poi magari volevamo lasciare spazio per per un paio di domande. Il discorso, l'abbiamo detto, viaggio nella Luna, viaggio nell'universo, c'è anche tutto il discorso dei multiversi. Sì, il multiverso è divertente perché in realtà nasce dalla scienza, sono delle possibilità teoriche che derivano dalla meccanica quantistica oppure dalla teoria della relatività generale o da alcune caratteristiche del nostro universo. Vediamo se non mi parte il pippone lunghissimo. Non hai tempo per il pippone lunghissimo. Vabbè, allora non ci vado. Sostanzialmente, teoricamente, la possibilità di altri universi oltre al nostro è possibile. Non contraddice nessuna legge della fisica, anzi è a conseguenza di alcune leggi della fisica. Da qua a dire che esistono i multiversi, altri universi oltre al nostro, ce ne passa tantissimo perché noi al momento non abbiamo nessun modo per provare che esistono altri universi. Anzi, la maggior parte delle teorie ritengono che non ci sia alcuna possibilità di comunicazione con gli altri universi. Quindi è una possibilità meramente teorica. A meno che tu non sia il Dottor Strange, in quel Esatto, caso. era quello che stavo dicendo, a meno che tu non sia il Dottor Strange, perché in realtà questa cosa è piaciuta da morire alla fantascienza e in generale all'immaginario. Perché? Perché ti lascia aperte praterie sconfinate per immaginarti quello che ti pare, c'hai un intero universo, un'intera molteplicità di universi e non solo, se segui la versione diciamo della meccanica quantistica puoi fare miliardi di repliche di uno stesso personaggio, che è quello che fa la Marvel. La Marvel dice che esistono tanti universi paralleli, ognuno dei quali c'è una versione differente del singolo personaggio, che quindi da una parte fa una cosa, da una parte ne fa un'altra. A un certo punto si era scatenata, aveva fatto tutta quanta una serie di piccole miniserie parallele in cui si inventava... What if? Sì. C'è la serie, ma anche nel fumetto. A un certo punto abbiamo fatto tutta una serie sui personaggi, sui supereroi che diventavano zombie, per dire, che era un universo parallelo. C'era una miniserie bellissima scritta da Neil Gaiman, 1602 mi pare che sia, con tutti i supereroi Marvel però nel 1600. Sì, queste sono tantissime possibilità che ti dà il multiverso e quindi questa è la ragione per la quale piace così tanto a chi scrive di fantascienza, ma in realtà gli universi paralleli li trovi dappertutto. Io recentemente mi sono andata un po' a cercare delle cose perché devo parlare di multiverso anche domani a un evento e cioè se voi pensate a, che ne so, Nightmare Before Christmas, non so se l'avete mai visto, quello di Tim Burton, e lui vive nel paese di Halloween. Ma ci sono tanti altri paesi paralleli dedicati a altre feste, tant'è vero che lui finisce all'interno del paese del Natale, anche quelle sono dimensioni di universi paralleli. Le cronache di Narnia, che succede nelle cronache di Narnia? Magari avete visto il film, anche se anche quello è un po' vecchiotto. La bambina che si trova in questa villa di campagna trova questo bellissimo armadio, lo apre, c'entra dentro e finisce in un universo parallelo che è appunto Narnia. Cioè in realtà questa cosa delle dimensioni può sembrare una roba soltanto fantascientifica, ma in realtà è anche una cosa del fantasy perché è proprio molto potente. No, infatti mi stava venendo un romanzo che ho letto di recente, Piove per esigenze di trama, molto Il titolo è meraviglioso. Il titolo è meraviglioso. Il protagonista è il classico elfo arciere del fantasy, che a un certo punto si vede arrivare, non è uno spoiler perché proprio alla prima scena si vede arrivare davanti l'equivalente di Hobbit che gli dicono abbiamo una cosa per te, gira la mano, c'è un anello e lui al crollo nervoso dice basta, mi sono rotto, 2000 anni che faccio ste robe, riesce a scappare da questa storia e finisce
in questa città, che è una cosa molto metanarrativa perché è piena di influenze letterarie, e lui fa di tutto per non essere un personaggio. Bellissimo. Cerca di essere noiosissimo, di non fare niente. È divertentissimo, ma quello è un multiverso, perché è un mondo dove esistono tutte queste... Allora, io e Alicia potremmo andare avanti a chiacchierare di ste robe per delle ore, però siamo in chiusura, vorremmo lasciare spazio se c'è qualche domanda, curiosità. Io ho un po' le luci in faccia, quindi se alzate le mani... non vi vediamo praticamente. Però se c'è qualcuno che ha qualche domanda o curiosità su temi fantascientifici o cose che vuole chiedere a Alicia, è appassionato delle sue storie, sbracciatevi. No, forse vedo là una persona in piedi. Sì. Sì? No? C'è timidezza. Ah, però... Ah no, qua c'è una domanda, qua abbiamo una domanda. Ok, è stato cooptato qualcuno per... Bravo, spezza il ghiaccio così. Ah, sta arrivando No, il sta arrivando microfono, il microfono. così ti sentono tutti. Vai. Ok, si sente? Grazie. Sì, sì. Buongiorno a tutti intanto. La mia domanda era riguardo il progresso scientifico e comunque l'impulso che ha avuto la scienza in questi ultimi anni. E mi è venuto in mente, ad esempio, parlando di film, ad esempio Ritorno al futuro. Quindi un mondo nel futuro, nel 2015, con determinate tecnologie, ok? Che in parte non sono del tutto esaudite. Pensiamo allo skateboard, quello volante, esatto. Ok, e quindi la mia domanda era quanto il progresso scientifico degli ultimi anni influenza l'ottimismo letterario e narrativo della cinematografia in generale? Bella domanda. Molto bella. Secondo me siamo in un periodo di sfiducia nei confronti della tecnologia. E in realtà, secondo me, da dopo la seconda guerra mondiale, con la bomba atomica, scusate, ma quella secondo me nell'immaginario rappresenta proprio un momento di stacco, cioè un prima e un dopo la bomba atomica, perché è la prima volta che l'umanità possiede la capacità di autodistruggersi, scusate, sostanzialmente. Secondo me da quel momento cominciamo a capire che la tecnologia può avere anche esiti tragici, che succedeva pure prima, però non in forme così evidenti immediatamente a tutti. Ad esempio, gira ogni tanto su Facebook un'immagine di un disegno dell'inizio del Novecento che immaginava com'era la vita nel 2000. C'erano le macchine volanti, c'era della roba che noi ci sogniamo, c'era grande ottimismo, perché ancora si stava in qualche modo sulla spinta dell'illuminismo, no? Per cui il progresso è sicuramente una cosa positiva. Poi è successa la bomba atomica, è successo che abbiamo scoperto che per stare meglio stiamo peggio perché stiamo inquinando il pianeta, eccetera, eccetera. Secondo me in questo momento storico, soprattutto post-pandemico, stiamo nel minimo assoluto di fiducia nella scienza e nella tecnologia. Nonostante in realtà, se la si guarda da un altro lato, la pandemia è una storia di uno stratosferico successo, perché i vaccini sono stati trovati subito, in qualche modo abbastanza rapidamente siamo riusciti a tornare alla vita di tutti i giorni, siamo riusciti in qualche modo anche a contenere i morti, che sono stati moltissimi, però se uno guarda con le pandemie del passato, tutto sommato abbiamo contenuto, quindi è una storia di successo della scienza e della tecnologia. Però niente, in questo momento siamo un po' depressi secondo me, e questa cosa secondo me può anche influenzare le narrazioni. Ancora non l'ha fatto perché l'ha fatto in alcuni casi, che però non mi sento di citare perché non è che sono proprio il vertice della fantascienza, tipo The Day After Tomorrow, no? Che diciamo è dedicato al cambiamento climatico, è un po' scemotto. Cioè, io Emmerich lo trovo divertentissimo, però non è proprio quella fantascienza, diciamo, che ha delle solide Emmerich basi è della uno a scienza. cui piace distruggere cose. Sì, cioè per lui, capito, è tutto quanto un po' un... a proposito di universi paralleli, no, quello Stargate non sono universi paralleli, si muovono tra posti diversi, quindi sono i wormhole. E ancora secondo me sta maturando questa cosa, però secondo me la vedremo presto anche all'interno degli immaginari, perché io la percepisco molto come spirito dei tempi. Sì, aggiungo solo un piccolo esempio, un ottimo autore un po' da studiare in questo senso è Isaac Asimov, perché la serie Il ciclo della fondazione, i primi libri, le prime storie sono molto positive tecnologicamente, cioè la tecnologia e la scienza risolveranno tutti i problemi. Adesso non mi addentro
poi sempre nella stessa serie questa cosa, la seconda, il quarto e il quinto romanzo sono stati scritti a 30 anni di distanza, era cambiato un po' il tono storico e il tono dei romanzi è diverso, quindi anche lì si vede molto questa cosa. Qualcun altro abbiamo forse ancora una domanda, se qua davanti ce n'è una? Posso parlare? Sì, sì. Ah, allora una lì e poi una qui anche. Sì, facciamo queste due. No, fate tutte e due. Sì. Allora, sono un insegnante e spero che si senta la mia voce. Intanto Benissimo. vi ringrazio per lo stile e per il brio, insomma, con quale avete introdotto questi argomenti. Immagino che i ragazzi saranno stati contentissimi di ascoltarvi. Allora, la mia domanda è come utilizzare questo bagaglio, diciamo, di emozioni, di visioni a scopo didattico. Adesso io mi ricordo, citando proprio Isaac Asimov, un po' di anni fa, tantissimi anni fa, insomma, scrisse un libro, era Antologia scolastica, ed era un libro di fantascienza, con racconti di fantascienza, con alla fine un'appendice scientifica legata all'argomento, legata al racconto di fantascienza. Era un modo intelligentissimo di utilizzare a scopo didattico il potere evocativo dei racconti di fantascienza. E volevo da voi qualche consiglio per utilizzare con i giovani di oggi questo tipo di fantascienza e questo tipo quindi di scenari a scopo didattico. Grazie. Sentiamo anche l'altra e poi... Sentiamo anche la domanda qua davanti, così poi rispondiamo a tutte e due. Buonasera, avevo una domanda, ovvero avete parlato del fatto che gli autori si sentono limitati dalla teoria della relatività e dalla massima velocità raggiungibile, ovvero quella della luce. Ma secondo me è anche una cosa abbastanza normale, in quanto come esseri che hanno sempre vissuto in un universo dove non si può superare una certa velocità, non possono immaginare un modo per superare quella velocità. Difatti tante delle teorie che noi vediamo nei film, più che un superare la velocità, sono un piegare lo spazio-tempo e prendono una scorciatoia. Quindi la mia domanda era... come se un autore, secondo voi, se un autore scrivesse un libro o creasse una storia dove si riesce in qualche modo a superare questa velocità, sarebbe più una rivoluzione o verrebbe considerato un pazzo? Allora, cominciamo con la domanda del professore. Dunque, se ne fanno tantissimi di eventi in cui si mette insieme la parte narrativa e la parte scientifica. Io personalmente ne faccio tanti proprio per la mia formazione, perché io sono una scrittrice e contemporaneamente sono un'astronoma. Quindi secondo me sì, lo spunto dato da Asimov può essere una cosa che funziona molto, cioè partire da un racconto di fantascienza, un libro di fantascienza, e poi andare a indagare quali sono anche le fonti di ispirazione, perché in alcuni casi magari non sono racconti di fantascienza, sono altre cose, ma in qualche modo hanno tratto ispirazione dalla scienza. E secondo me per fare questa cosa ci vuole un po' di interdisciplinarietà, quindi i professori si devono parlare. Io ho un po' la fissazione di mettere insieme la parte letteraria con la parte scientifica, perché io credo che la nostra società abbia fatto molto male la separazione che c'è tra questi due ambiti, che invece secondo me si devono parlare e si parlano nella società, anche se in qualche modo non lo vogliamo riconoscere. E quindi secondo me fare questo collegamento può essere molto bello, anche vedere semplicemente come certe teorie hanno influenzato poi la narrativa. Ad esempio adesso stavamo parlando della teoria della relatività generale, anche quella c'è stato un prima e un dopo, ha influenzato la filosofia, ha influenzato la letteratura, proprio perché c'era questa idea fortissima del tempo che noi abbiamo sempre considerato come qualcosa di immutabile, una cornice all'interno della quale la nostra esistenza va in un'unica direzione, che improvvisamente diventa relativo, e questa cosa è stata ovviamente fortissima, ha rivoluzionato il pensiero, quindi si può portare anche su quell'ambito lì. E venendo invece alla domanda sulla velocità della luce, sempre perché, allora secondo me il punto è sempre questo, cioè che la teoria della relatività è stata una cosa fortissima, che in qualche modo ha tracimato dalla scienza ed è andata anche altrove. Secondo me per questo
tutti sanno che non si può andare più veloce della luce e tutti mantengono questo limite. Quindi secondo me se uno scrittore annullasse questo vincolo, ed è stato fatto, ripeto, in Star Wars mi pare che a un certo punto viene anche proprio non ricordo, forse non Star Wars, però ci sono dei film in cui viene detto andiamo a 2 volte la velocità della luce, adesso non ricordo la citazione. Neanch'io, però so che ci, Mi sì, ricordo, so che ci cioè, sono. ho questo chiaro ricordo noi diceva andiamo a 2.1 della velocità della luce. Semplicemente supera i limiti della sospensione di incredulità della fantascienza. Allora, cos'è la sospensione di incredulità? È la capacità dello scrittore di creare un mondo coerente per cui anche se succedono delle cose impossibili il lettore ci crede. Questa è una cosa che viene usata soprattutto nel fantasy, no? Dove ci sono, che ne so, gli unicorni, i draghi, tu non li vedi nel mondo reale, lo scrittore deve essere bravo a renderteli plausibili. Noi viviamo in un mondo che ha certe regole che si possono forzare fino a un certo punto. Secondo me la velocità della luce è una di quelle che non le puoi forzare perché quando uno la legge dice no, vabbè, ma sta cosa è impossibile. Ti devi inventare una qualche spiegazione, altrimenti non è più fantascienza. Altrimenti ti puoi mettere in un altro universo in cui puoi andare alla velocità che ti pare. Aggiungo solo una cosa per il professore, a parte che condivido tutto quello che ha detto Licia, soprattutto sul fatto del mescolare letteratura e scienza, perché è un peccato che siano stati tenuti a lungo separati, e riflettere come sono nate le idee, e poi ci sono molti spunti che possono essere usati, per esempio usare Frankenstein per riflettere sull'etica della ricerca. Frankenstein è proprio un esempio di persona che se ne frega dell'etica scientifica, infatti non va proprio a finire benissimo. Ci sono tanti spunti, oppure prendere una storia che ha una scienza terribilmente sbagliata, quindi usare il contrasto. Io so di gente, non so quanti di voi conoscono Sharknado, che è un film dove c'è un tornado di squali, è una roba di un trash incredibile. C'è gente che l'ha utilizzato per parlare di cambiamento climatico, proprio giocando sul fatto che il film è totalmente sbagliato in una maniera mostruosa, voluta, però giocando sull'opposto si può spiegare invece come funzionano le cose. Oppure, Il limite è la creatività, però può essere, e secondo me è anche molto divertente perché si può anche chiedere agli studenti: trovatemi un esempio anche completamente sbagliato, e ci si gioca con quello. Anche ad esempio nel suo libro si parla di come i draghi sono stati giustificati anche da un punto di vista strettamente biologico da svariati scrittori, quindi si può partire anche da cose che possono sembrare lontanissime, però secondo me lo spunto scientifico sta veramente dappertutto. Magari per la fisica, la biologia è più facile, può essere più complicato per la matematica, o può essere, cioè, magari per me è più complicato perché io non ho mai fatto divulgazione matematica, però secondo me gli spunti stanno veramente dappertutto. Grande, no vabbè, perché poi effettivamente conosco persone che lo fanno, sono io che sono in realtà ignorante del campo perché non l'ho mai fatto, essendo astrofisica vado più sulle robe che mi appartengono maggiormente. Noi a questo punto dobbiamo fermarci perché il tempo è finito, anche quello bonus, però intanto voglio ringraziare Licia Troisi. Grazie Michele, grazie a voi tantissimo. Grazie a voi per averci seguito e buon proseguimento con il Festival delle Scienze di Roma. Ciao. Ciao.